Pensiero del giorno sabato 15 marzo. Discernere. Prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio. Filippesi, capitolo 1, versetto 9. Una delle prime cose che San Paolo chiede al Signore nel indirizzarsi ai Filippesi è una crescita progressiva dell'amore. L'Apostolo chiede per i Filippesi un amore sempre più ricco di conoscenza e di luce, in modo da saper discernere di volta in volta quello che è meglio, quello che piace di più al Signore. Nella vita di ogni giorno il cristiano si trova a dover affrontare tanti problemi. Sono problemi personali, della vita di coppia e di famiglia, del lavoro, dell'uso dei beni, dei rapporti con gli altri, eccetera. A volte sono problemi complessi e delicati. Si comprende allora come, per San Paolo, l'amore del cristiano debba essere sempre più illuminato e compenetrato dalla parola di Dio. Con il discernimento, invece, l'Apostolo sembra riferirsi ai problemi e alle situazioni concrete, viste nei loro vari aspetti e risvolti, con un'attenzione tutta particolare alle persone che vi sono coinvolte. Il discernimento, allora, sarà quell'amore pieno di intelligenza pratica, cioè di saggezza, di prudenza, di delicatezza, di comprensione, di tatto, eccetera, che è capace di cogliere alla luce della parola di Dio quello che è meglio, quello che è più conveniente in una determinata situazione. Nell'affrontare concretamente una situazione, il nostro amore verso il prossimo dovrà vestirsi di una o dell'altra virtù: pazienza, umiltà, disponibilità, distacco da noi stessi, eccetera. Cerchiamo di evidenziarla, questa particolare virtù, e di esercitarla. Arriveremo così a quell'amore sempre più illuminato e ricco in discernimento di cui parla San Paolo, e da sapere amare il prossimo secondo il cuore di Dio. Chiara Lubic, estratti dal commento alla Parola di Vita del dicembre 1994. Parola di Vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41.